Informa Giovani ha organizzato alcuni Open Day per orientare i ragazzi sulle opportunità presenti sul territorio ligure nell'ambito del Servizio Civile Nazionale. L'iniziativa è dedicata ai ragazzi tra i 18 e i 29 anni e vuole metterli in condizione di effettuare una scelta il più possibile consapevole. Cerchiamo appunto di prendere più ragazzi possibile per fargli fare questa esperienza, perché il servizio civile è una bellissima esperienza dove ti porta nel mondo del lavoro, ti porta a conoscere gente, ti porta a rapportarti con le persone. Tra i vari enti era presente il Villaggio del Ragazzo con due progetti. Uno è nell'ambito della scuola primaria e secondaria di primo grado, un altro in cui si affiancano istruttori del villaggio. La caratteristica che noi vogliamo mantenere è quella di poter tenere i ragazzi come punto principale, quindi che sia una crescita per loro sia a livello sociale ma anche a livello lavorativo, ed è per questo che i ragazzi cerchiamo sempre di affiancarli a qualsiasi nostra attività, proprio perché possa essere un loro percorso e che possa in qualche modo anche poterli aiutare in un futuro. Molti ragazzi provenienti da esperienze diverse stanno visitando il centro per informarsi meglio riguardo al servizio civile e per conoscere i diversi progetti che offre il territorio. Allora, io ho 28 anni e mi sono interessato al servizio civile perché esco da un'esperienza lavorativa tra scuole e tutoraggio e ho sentito appunto della possibilità di fare questo servizio civile al Villaggio dei Ragazzi, sono venuto a prendere informazioni. Io ho 19 anni, mi sono appena diplomata, lunedì inizierò l'università, farò giurisprudenza e ho fatto una scuola che comunque è molto basata sul sociale, ho fatto le scienze umane e mi piacerebbe comunque approfondire questo percorso, soprattutto perché ho fatto peer education e ho fatto varie alternanze scuole-lavoro con i ragazzi disabili e anziani e mi piacerebbe comunque continuare questo percorso.